vediamo se così ci senti meglio. Allora, ripartiamo. Ciao ragazzi, allora sto andando a fare il nuovo tatuaggio, la mia gamba è sempre purtroppo quella che è, quindi mi accompagna il mio caro amico Pupi, abbiamo Flavio che farà le riprese del vlog. Piove, sono con la gamba ferma, non posso surfare, non posso skateare, vado in palestra, sì, come avete visto nel workout per chi ha la gamba ferma. Vedrete questo tatuaggio molto surf, molto Maori, molto Polinesia. Via! Avviamoci al tatuaggio. Andrea è un surfista come me, fra l'altro, però io non è che vengo qui solo perché è un amico e perché è un surfista, vengo qui perché Andrea è proprio bravo, cioè Andrea è uno dei migliori tatuatori d'Italia, lo dice un articolo. Quella è la sedia del dentista, tipo, vedi? Ragazzi, come vedete, Andrea è un tipo old school, come sono un po' anch'io, il suo studio spacca. Io uno studio così l'ho visto soltanto quando sono andato in Polinesia. Yes. Il Maori che ho scelto di fare è un plesiosauro perché tutti i polinesiani, non so se lo sapete, quando raggiungono la maggiore età, dimmi se dico bene Andrea, ed entrano quindi ufficialmente nella tribù come adulti, come uomini, si tatuano il simbolo del loro casato, della loro famiglia, ecco. Io mi sono tatuato un plesiosauro perché ovviamente non essendo un nativo polinesiano non ho una mia famiglia polinesiana e quindi ho creato l'ipotetico simbolo della mia dinastia, della mia famiglia. Il Maori, il tatuaggio polinesiano, l'abbiamo studiato insieme ad Andrea mettendo dentro diversi simboli, diversi significati attribuiti alle varie sfaccettature, alle varie forme geometriche, ai vari disegni dentro al Maori. L'altra cosa particolare che voglio fare oltre alla forma del tatuaggio è che non sarà in bianco e nero ma sarà sfumato di blu e azzurro. Una mia considerazione personale, che ultimamente i tatuaggi sono diventati un po' una moda, ma io ho iniziato sinceramente prima che diventasse una moda. Il primo l'ho fatto 15 anni fa, ero un ragazzino, quindi diciamo che sto andando avanti adesso, ma ho iniziato prima che diventasse effettivamente una moda. Io ho una mia filosofia nel farli, cioè prima penso a un significato, poi il disegno che lo rappresenta e poi la posizione del corpo dove va questo disegno. Ci penso per mesi, a volte anche anni, e poi li faccio. Adesso in che senso è diventata una moda? Che la gente fa un po' il contrario, prima dice che si vuole tatuare un punto, poi sceglie il disegno e poi ma sì, mettiamoci anche un significato se ce l'ha. E secondo me perde un po' di valore il tatuaggio e poi lo fanno senza pensarci. Confermi Andrea? È un po' così? Conferma Andrea? Siamo alla prima pausa, io in realtà sono un duro, non le chiedo le pause, però dobbiamo farle per forza, vero Andrea? Non devo girare, devo stare in un'altra posizione. Oh, racconta cosa hai fatto, sei scappato dai fulmini mentre eri col kite. Scappato dalla scorsa elettrica dei fulmini. Siamo sopravvissuti. Allora Carlo, ti faccio stare con tutte quelle gambe da questo lato di qua. Ok. Se vuoi, puoi appoggiarti dal fianco allo schienale, posso passare anche questo braccione. Dai, perché no? Allora, una gamba dentro, una gamba fuori, Va bene. e quando vuoi sganciare forte in quella direzione. Ok. Così. Flavio, che facciamo? Io riprendo te, tu riprendi me? Sì, sì.
Lui ha più spazio di me per essere tatuato, eh? Però c'ho anche la forza per tenere. È vero, è vero, è vero. Tutta la cappella. Guarda l'aperitivo, ma come stai, bla bla bla. Bla bla bla. Sto andando a fare la seconda parte del tatuaggio, probabilmente saranno 3 parti. L'altra volta siamo arrivati a metà praticamente del plesiosauro e adesso arriveremo fino alla coda. Per il colore probabilmente lo faremo in una terza parte. È Becker, tu conosci Becker? Lui quando esordì faceva della musica molto bella, grunge, un po' psichedelico. Adesso diciamo si è un po' deprezzato, ormai è un cantante pop. Sai, Questa è Donna Summer. era jukebox quando il jukebox tirava. Donna Summer, la regina della disco. Niente, adesso sto arrivando a tatuarmi. Scusate che mastico la cicca che per educazione non si dovrebbe fare nei video, ma ormai ce l'avevo. Per non somigliare a Rocky. Rocky Balboa. Oppure Robert De Niro. Non fa male, non fa male. Robert De Niro! Ce l'hai con me? No, ce l'hai con me! Eccoci arrivati. Andiamo a fare la seconda parte del tatuaggio. Ormai riesco a camminare con una stampella sola. Eccomi qua. Ciao Fabio. Si comincia ragazzi. Seconda sezione. Stiamo andando avanti col tatuaggio. Non so se si vede, penso di sì. Il plesiosauro maori, probabilmente sono il primo a mondo, Andrea? Può essere. I polinesiani hanno questa usanza di fare, quando diventano adulti, il simbolo della famiglia. Io non avendolo, l'ho impostato come un maori, come un plesiosauro, insomma il maori. Famiglia antica, è vero. C'è differenza, Andrea, tra i polinesiani e i maori o è la stessa cosa concettualmente? I Maori sono esclusivamente della parte della Nuova Zelanda, che è un paese freddo e non usavano tatuarsi il corpo se non la zona degli short, dei pantaloncini e il viso, perché altrimenti non erano visibili i tatuaggi. Invece i polinesiani, essendo un posto più caldo, usano tatuarsi altre parti del corpo, erano due tipi differenti di differenziazione di tatuaggio. Quello che viene chiamato anche oggi Maori è polinesiano. Ok. I Maori usano un metodo di lavorazione che è al negativo, nel senso che loro riempiono le parti negative del tatuaggio. Le parti che rimangono vuote sono quelle che formano il movimento di tatuaggio vero e proprio. Quindi è bianco il tatuaggio in Il pratica? tatuaggio rimane vuoto in realtà e sono di solito una concatenazione di spirali o di linee fluenti che vanno a determinare, alcune volte riprendono il movimento delle felci che esiste in Nuova Zelanda e altre volte richiamano un lineaggio nella tribù, quindi una parte di viso era delimitato in una zona con il lineaggio da parte di padre e l'altra parte il lineaggio da parte di madre, più anche il ruolo che la persona aveva nella tribù, quindi se era un pescatore, un intagliatore, un addetto alla raccolta del cibo e così via. Ogni parte del viso rappresentava una sezione di questa divisione. Questo i Maori. Questi Maori. I polinesiani più marittimi mi sembra nelle figure. Era uno stile di vita, quindi protezioni per la pesca sul mare, ricordavano le attività che avevano, ma i disegni polinesiani non avevano tantissime variazioni, nel senso che i lupi non esistevano, che non esistono in Polinesia, quindi tutte le raffigurazioni che sono su internet, che raffigurano lupi, orsi, altre cose sono tutte fasulli o comunque non originali. Il plesiosauro molto antico potrebbe essere. Potrebbe far parte di una loro leggenda ancestrale, perché no? Il mio è un polinesiano ovviamente. Un polinesiano, alcune parti, alcuni richiami maori e alcuni richiami più moderni come questo pesce farfalla e altre cose che abbiamo. Il Mew, il Pokémon, il pinguino. Esatto. Ok. Via, continuiamo. Adesso basta che la punti. Ecco. Mi sei fatto un po' di selfie. Ah, che meraviglia! Che tozzeria! Siamo alla fase colore, dolore un po' c'è, dopo 3 giorni che mi tatuo. Il fascino di vedere
Se c'è ancora da fare un'altra volta chiamo anche l'altro mio amico. Non ti fidi? Guarda che viene benissimo, eh? No, mi fido, però l'altro mio amico ha la videocamera più. Sto scherzando. La videocamera che usiamo di solito, allora mi fido della Lori. Fai malissimo. Oh, blu, blu. Che un po' di male fa. Siamo addirittura d'arrivo. Non vedo come riprendo, ma qualcosa magari alla fine c'è. Finita anche la seconda parte. Domani finiamo la parte colorata. Ok, sono stato fasciato per bene. Domani si continua. Ciao ragazzi, siamo per le strade di Rimini, finalmente in cammino. Sono in grado di arrivare al punto del tatuaggio con le mie forze. Bene, saliamo in macchina e si va. Watching you. Eccoci arrivati. Ultima parte del tatuaggio. Ciao, siamo sempre qui a ripetere. Ciao. Bene, bene. Tutto bene, speriamo di finirlo stavolta. Abbiamo finito, Andrea come sempre è number one.